Quasi 1000 malati in meno di coronavirus, sale lievemente il numero di casi positivi nelle ultime 24 ore. In provincia di Bergamo, polmoniti sospette già prima di febbraio. Sentiamo Simone Turchetti. Qualche contagio in più di ieri, 142 quelli nelle 24 ore, ma con molti tamponi in più. 62 le nuove infezioni in Lombardia. I decessi tornano a crescere, 23 quelli registrati in un giorno. Continua il calo dei ricoverati nelle terapie intensive, scesi a 93. Il coronavirus avrebbe colpito la Val Seriana già tra novembre e dicembre, ben prima della scoperta del paziente 1 a fine febbraio. Sono 110 ricoveri per polmoniti virali sospette negli ultimi 2 mesi del 2019, soprattutto nell'ospedale di Alzano Lombardo, uno dei primi epicentri del contagio. È quanto emerso dalle relazioni delle aziende sanitarie di Bergamo. È solo uno dei tasselli del complesso puzzle per comprendere l'avanzata del coronavirus. Un altro elemento sul ruolo degli asintomatici viene dall'indagine svolta sulla popolazione di Vo Euganeo. Il 40% dei contagiati non ha mostrato sintomi, ma mostra la stessa carica virale e quindi la capacità di contagiare gli altri di chi ha sintomi. Le conclusioni della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature. Per avere un quadro sull'impatto reale in termini di mortalità del Covid-19 ci vorrà tempo, ma dall'Istat arriva una prima stima. Quest'anno le morti in eccesso causate direttamente o indirettamente dall'epidemia potrebbero essere tra le 47.000 e le 93.000. E lo avete sentito?